Ritrovato dopo un anno Guillermo Linares, che è l'organizzatore, diciamo il deus ex machina di questa bellissima manifestazione. In quanti siete quest'anno e soprattutto c'è vento? Il vento c'è stato nei giorni precedenti e oggi sta facendo un po' il birichino, ma arriva ancora il vento e poi siamo qui anche domenica, cioè domani per tutta la giornata, quindi sicuramente avremo un'altra bella avventura, lo faremo, sì. Ecco, aquiloni straordinari, bellissimi, con un po' di difficoltà a salire perché appunto manca il vento, però ci dicono che perlomeno alle 18 dovrebbero arrivare 10 nodi. Con 10 nodi cosa succederà? Che il cielo sarà straordinariamente... Con 10 nodi è il vento perfetto per noi, sono circa 20 km all'ora e sono sicuro che se questo vento arriva lo spettacolo, quello che abbiamo visto fino adesso in cielo, diventerà 10 volte di più, quindi sarà veramente bello, perché di solito si vedono si parla dell'organizzatore, dei comuni, no? Dell'organizzazione, ed è giusto che sia così, però non possiamo dimenticare che ci sono dietro le quinte delle persone che ci stanno dando una grossa mano e non ne parliamo dei Bagni del Moro, perché senza di loro non avremmo fatto veramente niente, quindi è giusto ringraziarli. Poi un'altra cosa, i nostri amici aquilonisti, perché quello che sta succedendo qui non è merito mio, ma è merito anche di tutti gli amici aquilonisti, quindi un grazie di cuore a tutti quanti. Grazie a te che ci dai questo straordinario spettacolo, veramente unico, bravo, grazie e al prossimo anno. Grazie a voi, io faccio soldo da interlocutore per creare questo evento con i nostri cari amici aquilonisti che sono venuti da diverse parti d'Italia e anche dall'estero. Grazie a voi invece. Grazie a te. Posso fare anche io un ringraziamento? Io ringrazio il mio amico Ilo Gianella che mi fa da gancio, lo faccio vedere, perché dove sei Ilo? No, scappare! Ilo ogni volta diciamo che è il cantore di Rosolina Mare, assieme a Olderico. Ma visto che ci siamo, prendiamo anche ecco qua, trio perfetto. E la signora. Vieni qua, come rappresentante un po' anche lei, a questo punto gli altri stanno volando, prendiamo Lucia che per caso era qui, che rappresenta comunque anche lei gli aquilonisti che sono presenti qui a regalarci questa, ai nostri dispensatori di emozioni. Baila chiquilón, verás cómo te llena el corazón, qué ritmo tan sabroso el chiquilón, nos alegra la fiesta.